Chiediamo di spostarvi e farci Scontri e disordini durante il corteo organizzato dai centri sociali del nord-est per protestare contro la presenza di operatori di Israele alla fiera Vicenza Oro. Obiettivo dichiarato nei giorni scorsi sui social quello di arrivare alla fiera per bloccare il padiglione israeliano. E così il corteo blindato, che sarebbe dovuto arrivare all'anfiteatro di via Baracca, ha deviato dal percorso che era stato stabilito all'altezza di via Arsenale, entrando in contatto con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Di qui è scoppiato il caos. I manifestanti, circa 700 con bastoni a viso coperto, hanno iniziato a lanciare fumogeni e petardi. Sono entrati in contatto con gli agenti schierati in assetto antisommossa dopo aver tranciato la catena di un cancello. Sono partite le cariche della polizia, che ha usato anche gli idranti per arginare i violenti. 40 multe e 40.000 euro al giorno. L'autovelox installato lungo la variante della nuova statale 10 a Carceri, nella Bassa Padovana, ora non c'è più. Colpito dal fantomatico Fleximan, l'uomo o donna non si sa, che da settimane imperversa sulle strade del Veneto e ricercato almeno in 3 province. In realtà non si può nemmeno essere certi che i vari tagli siano collegati tra loro, ma l'immaginario degli automobilisti ormai impazza sui social, dove le sue imprese non vengono condannate, anzi la cronaca ci porta dunque a Carceri, dove l'autovelox è stato segato alla base con un flessibile, rendendolo ovviamente inutilizzabile almeno per un po'. Papà Lucio dice solo poche parole, raggiunto al telefono quando gli si chiede come stia Giorgia, la giovane commessa della gioielleria del Vale Center di Marcon, presa in ostaggio dai banditi armati che hanno assaltato il centro commerciale. C'è un filmato di quei lunghissimi istanti di terrore, una manciata di secondi in cui si vede la ragazza originaria di Mogliano Veneto immobile, in piedi di fronte all'ingresso del negozio, tenuta ferma alle spalle da un rapinatore col volto coperto che imbraccia un fucile. Nel video lo scambio di ostaggio. I malviventi vogliono raggiungere l'uscita facendosi scudo con una di loro. La collega Federica si fa avanti, si offre al posto della giovane di Mogliano. I banditi con i sacchi di gioielli scappano in gruppo. Giorgia si porta le mani al petto, rientra nella gioielleria. Di lì a poco anche la collega sarà lasciata libera dai banditi che, guadagnata l'uscita, si danno alla fuga. La ragazza esce dal centro commerciale solo a tarda sera dopo essere stata ascoltata dagli investigatori. Conferiamo a Giulia Cecchettin, nata a Padova il 5 maggio del 2001, la laurea in ingegneria biomedica e con questo rilasciamo il diploma. Congratulazioni Giulia. Dottoressa Giulia Cecchettin. Avrebbe sorriso Giulia indossando la corona d'alloro con il nastro rosso. Avrebbe stretto forte tra le mani il suo diploma di laurea, frutto di studio e impegno. Al suo posto ci sono papà Gino, la sorella Elena e il suo fratello Davide, commossi e orgogliosi, come Giulia sarebbe stata orgogliosa di se stessa. La immaginiamo così, mentre l'aula magna del Bo si riempie di applausi per questa studentessa a cui è stata strappata la vita. Giulia non c'è, ma ci sono la sua forza, la sua determinazione, riconosciuti con la laurea alla memoria, conferitele con gli onori che spettano ai grandi. La verità su quanto accaduto sul cavalcavia di Mestre lo scorso 3 ottobre, in cui hanno perso la vita 21 persone, sta mano a mano venendo a galla. L'accertamento tecnico sul mezzo ha rilevato che lo sterzo era rotto, proprio come avevamo mostrato più volte nei nostri servizi attraverso immagini inequivocabili. Si sta delineando lentamente delle verità, credo, importanti. Uno, che l'autista non stava male e che qualche problema questo mezzo ce l'aveva. In realtà la perizia è ancora in corso. Fondamentale sarà capire in quale momento preciso si sia rotto lo sterzo, elemento determinante per l'inchiesta. I periti infatti dovrebbero essere in grado di ricostruire nei dettagli la cronologia del guasto grazie a un'analisi al microscopio dei frammenti della rottura. Tra le ipotesi possibili, lo sterzo potrebbe essersi rotto prima dell'incidente, dopo l'impatto oppure dopo la caduta.
Questo è il risveglio di Vicenza, tra le città più colpite da quest'ondata di maltempo che ha mandato sott'acqua la zona di Sant'Agostino, lungo la roggia di Oma che sfocia nel Retrone, allagati alcuni condomini in viale Fusinato e sott'acqua anche lo stadio Menti, interdette al traffico le vie limitrofe, stadio la cui situazione dal sorvolo effettuato con l'elicottero della Guardia di Finanza stamani con sindaco e prefetto appariva così. E fra un paio d'ore arrivano altri a darci il cambio a supporto. Sapete già in quali zone sarete destinati? No, noi siamo destinati qua perché è prevista per tutta la notte prosciugamento perché dell'acqua ce n'è tanta. Vigili del fuoco e volontari operativi per centinaia di richieste di intervento. Interventi principali che hanno riguardato prosciugamenti di cantine e garage, ma anche persone portate in salvo perché rimaste bloccate in automobile nelle strade allagate. Oltre a 7 persone rimaste isolate in un maneggio a Montebello, nella zona del bacino di laminazione, che sono state evacuate con l'elicottero. Evacuati con un gommone 10 impiegati delle poste rimasti bloccati al centro di smistamento di via Mario Osticana. Non ci sarà una mamma principale e una mamma secondaria che viene cancellata, ma ci saranno 2 mamme i cui cognomi resteranno entrambi sulla carta d'identità dei loro figli. È l'effetto della decisione del Tribunale di Padova che ha dichiarato inammissibili i 33 ricorsi con cui la Procura aveva chiesto di cancellare il doppio cognome sugli atti di nascita dei bambini e bambine registrate all'anagrafe con il cognome della mamma biologica e della cosiddetta mamma intenzionale. È una prima importante vittoria per le coppie di mamme padovane che in questi mesi hanno vissuto la preoccupazione di veder negato ai propri bambini e bambine lo status di figli con 2 mamme. È una giornata molto importante dopo tutti questi mesi di attesa e anche un po' di rabbia e di preoccupazione. È una giornata in cui appunto si festeggia e, usando l'analogia meteorologica che abbiamo trovato molto calzante, oggi ci stendiamo al sole e ci godiamo questo bel sole. Sull'orologio della stazione ferroviaria Santa Lucia scoccano le 8:30. Da questo momento entra in vigore il contributo d'accesso a Venezia. Chi arriva in città dovrà registrarsi a pagamento o meno a seconda delle varie esenzioni. Gli assessori Zuina e Venturini sono presenti assieme alla stampa di Mezzomondo per un provvedimento totalmente inedito, perlomeno in Europa. Abbiamo iniziato a disporre le persone, abbiamo iniziato a disporre gli informatori. È un po' anche per noi una novità di vedere come va, ma per quello non vogliamo farlo in maniera traumatica. Oggi sono operative circa 200 persone, 120 sono gli steward, a questi si aggiungono una quarantina di accertatori e poi è tutto il personale dedicato alle biglietterie. Iniziano ad arrivare i primi turisti. Sul piazzale diversi totem offrono ogni informazione. Uno stand prevede una biglietteria per chi deve pagare i 5 euro e delle postazioni di computer con tanto di stampanti per certificare le esenzioni. Se oggi guardiamo a questa città di Venezia, ammiriamo la sua incantevole bellezza, ma siamo anche preoccupati per le tante problematiche che la minacciano. Venezia è la sua bellezza, Venezia è la sua fragilità, Venezia che rischia di cessare di esistere. Le parole del Santo Padre risuonano nel cuore di Piazza San Marco davanti ad una platea di 10.000 persone. Proprio lì, in quella piazza e davanti a quella basilica simbolo della fragilità della città, lo scrigno di Venezia. Piazza San Marco che lo attende dopo la visita ai giovani della salute. Il Papa attraversa il Ponte delle Barche prima di arrivare all'altare costruito per l'occasione proprio con materiali di riciclo. Non possiamo far altro che ringraziarlo molto di queste parole di conforto, perché noi stiamo cercando di difendere Venezia, ma difendiamo la bellezza di tutto il Veneto, tutta l'Italia, del nostro paese. L'arrivo in piazza San Marco accompagnato dalle voci del coro, dietro di lui il patriarca Moraglia, la sicurezza ad accompagnare l'arrivo. Qui è ricevuto dal presidente Luca Zaia, dal sindaco Luigi Brugnaro e dal prefetto di Venezia. Un giro attorno alla piazza con la papa mobile, mani che cercano di incontrare la sua, 10.000 persone che si alzano in piedi e l'abbraccio del Santo Padre ai più piccoli. Il carcere sempre è una preferenza per me. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io.
Al termine della visita al carcere femminile della Giudecca, dove è allestito il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte 2024, Papa Francesco consegna ai microfoni di Antenna 3 una delle frasi simbolo della sua storica visita a Venezia. Stringe la mano del collega Lorenzo Maier, si concede un rapido scambio con naturalezza e pone quella domanda: perché loro e non io? Avete un posto speciale nel mio cuore, dice alle detenute salutandole. Oggi tutti usciremo più ricchi da questo cortile. Forse chi uscirà più ricco sarò io. Le televisioni regionali più importanti del nord Italia iniziano un cammino comune ed è un nuovo grande passo per il nostro network Media Nord-Est, con un'acquisizione storica del 21,71% delle quote azionarie di Mediapason, la società editrice delle emittenti del Nord-Ovest. Sempre più grandi, con una mossa strategica nel panorama dell'emittenza locale italiana, Media Nord-Est allarga i suoi confini e consolida il proprio radicamento nei territori sulla spinta di una riconosciuta qualità della propria informazione locale. Oggi, dunque, alle 5 emittenti del nostro gruppo, Antena 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12, si affianca l'offerta integrata nell'intero Nord Italia. Ci siamo da Torino a Trieste, con la partecipazione ora nelle storiche TV leader a Nord-Ovest, come Tele Lombardia e Antena 3, oltre a Top Calcio, Milan Now e Videogruppo. Un totale di quasi 2.300.000 contatti giornalieri certificati Auditel. Un'operazione condotta in piena sintonia tra le due aziende, coscienti del fatto di tracciare una via mai percorsa nel panorama televisivo. Il lavoro quotidiano di Media Nord-Est, con 107 dipendenti, di cui 43 giornalisti, si affianca dunque a quello dello staff di Mediapason, 121 dipendenti, di cui 42 giornalisti, per un unico panorama di informazione dai territori che consolida la propria leadership assoluta anche negli approfondimenti sportivi di rilievo nazionale. Mentre cresce la competizione e l'offerta televisiva, anche con player mondiali, noi aumentiamo ascolti e gradimento, diventando sempre più grandi, sempre al fianco di chi ci sceglie ogni giorno. Sono state giornate straordinarie per la città, da un lato perché è andato tutto bene dal punto di vista organizzativo, abbiamo avuto centinaia di migliaia di alpini ma anche di cittadini a Vicenza che hanno partecipato a questa grande festa, ma dall'altro perché i nostri cittadini, i vicentini, l'hanno vissuta pienamente, con gioia, facendo festa, vivendola da protagonisti, quindi è stata proprio una grande festa popolare della nostra città. La grande accoglienza dei vicentini, che hanno visto tra i risultati più importanti quello relativo ai numeri degli arrivi, 500.000 presenze contenute in una città che solitamente conta poco più di 100.000 abitanti, macchina organizzativa partita da mesi. Oggi si traccia un primo bilancio della 3 giorni di penne nere che hanno invaso la città e si ripercorrono i momenti più emozionanti. Dall'inno intonato coralmente in una piazza dei signori Gremita per l'apertura, al lancio dei paracadutisti, ai momenti istituzionali e di memoria storica, alla sfilata di domenica. Questa foto resterà a lungo nel tempo e nella storia di Vicenza. Sull'asfalto della A4 è ancora visibile un'enorme chiazza di sangue, è l'ultimo istante di vita di una donna che è stata trascinata dal mezzo pesante che l'ha travolta e uccisa dopo che era stata lanciata dal cavalcavia. Un volo di una decina di metri, un uomo che lancia la sua donna superando questo alto parapetto. È morta così nel cuore della notte di mercoledì Giada Zanola, 33 anni, mamma di un bambino di 3, lanciata da questo punto dove una vicina ha posto un delicato mazzo di fiori e un biglietto. Quello che all'inizio sembrava un gesto volontario si è trasformato nel quarto orribile femminicidio in Veneto in pochi mesi. A fare parziali ammissioni il compagno Andrea Favero, camionista di 39 anni, fermato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Su di lui si sono concentrate da subito le attenzioni degli agenti di polizia.
flebile speranza si è infranta poco dopo le 2 del pomeriggio, quando un corpo senza vita è stato avvistato dall'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco di Venezia, arenato su un isolotto a Ciano del Montello, nel mezzo del fiume Piave. Il tempo di raggiungerlo, e non ci sono dubbi, è il corpo di Alex Marangon, il 25enne scomparso tra sabato e domenica notte dopo aver partecipato a una festa privata all'abbazia di Santa Bona a Vidora, 4 chilometri a monte rispetto al luogo di ritrovamento. Alle 15 in prefettura Treviso era stato convocato un tavolo di coordinamento delle ricerche, poi annullato. Serviva per fare il punto dopo 3 giorni di mobilitazione in questa parte di Montello, dove non mancano luoghi impervi e la corrente del fiume è forte, a tratti violenta. Dopo l'avvistamento da parte del personale di elicottero è intervenuto anche il nucleo dei fluviali, che ha portato il cadavere prima nel cimitero di Ciano e subito dopo all'obitorio di Montebelluna. Sabato sera mi ha chiamato, mi fa: Lilia, guarda, io domani vorrei trascorrere tutta la giornata con voi perché io non ci sarò più e mi dispiace che non sono andato ieri in piscina con lui, che magari se andavo in piscina era vivo. Piange Lilia, accorsa con Daniel con la foto di Stefan Cristoiu e un mazzo di fiori nella spiaggetta naturale lungo il Brenta a Campo San Martino. Il corpo del giovane eroe è stato ritrovato nella tarda serata di domenica e recuperato nel cuore della notte dai sommozzatori del Vigili del Fuoco, dopo che intorno alle 17 si era lanciato in acqua nel tentativo di salvare Ramesh, 23 anni, arrivato a Padova solo 2 mesi fa dallo Sri Lanka. Alla ricerca di refrigerio aveva nuotato nel fiume, ma nel punto che i residenti chiamano la morta non ce l'aveva più fatta. Stefan Cristoiu, non ha ancora 30 anni, lo ha visto e si è lanciato in acqua. Lo ha raggiunto e gli ha addirittura toccato una mano, ma la corrente alla fine ha inghiottito entrambi. Corruzione, autoriciclaggio, fatturazione per operazioni inesistenti in concorso e il 353 è l'uso, cioè la creazione di rapporti con privati nella gestione degli appalti in maniera non corretta. A 10 anni dallo scandalo Mose che travolse la città, un'altra bufera si è abbattuta sul comune di Venezia. Queste le accuse con cui l'assessore alla mobilità e ai trasporti Renato Boraso è stato arrestato e portato in carcere. Nell'ambito dell'indagine eseguita dalla Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura, che vede coinvolti anche funzionari pubblici e imprenditori, è stato notificato un avviso di garanzia al sindaco Luigi Brugnaro in merito alla trattativa di vendita all'imprenditore cinese dell'area ai Pili. Noi stiamo valutando la correttezza della gestione del Blin Trust del sindaco, quindi è stato emesso a suo favore, nel senso per correttezza nei suoi confronti, gli abbiamo semplicemente detto che stiamo valutando questo dato. Forse poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell'attività della Procura abbiamo ritenuto che che fosse messo a conoscenza che stiamo valutando, non è necessario, non c'è niente di segreto, per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare nonostante non sia stato attinto nemmeno da perquisizioni. Audio che racconta passo dopo passo le fasi dell'omicidio, ad incastrare l'aguzzino proprio la sua vittima, che prima di essere uccisa ha attivato la registrazione con il telefono di quella lite trasformatasi nella cronaca dell'ennesimo femminicidio. Nicoletta Rotaru, 39 anni, è stata uccisa la notte del 2 agosto 2023. Il compagno Eric Zorzi, da cui si stava separando, ne aveva inscenato il suicidio. La coppia conviveva ancora in questa casetta nel quartiere di Monte Ortone ad Abano Terme. Nicoletta aspettava di firmare il contratto a tempo indeterminato per lasciare quella casa e trasferirsi con le 2 figlie piccole. I litigi con il compagno erano frequenti. Lui la aggrediva non solo verbalmente, ma anche fisicamente. Quella notte, rientrata a casa come altre volte, Nicoletta Rotaru aveva deciso di registrare con il telefono l'ennesima lite, gli insulti che riceveva dal compagno, non sapendo però che questa volta la registrazione avrebbe raccontato il suo delitto.
Sono da poco passate le 10 del mattino quando ogni già flebile speranza si infrange sul greto del Piave tra Pederobba e Crocetta del Montello. Su un isolotto ci sono i corpi di Susanna Recchia e della piccola Mia, madre e figlia, 45 e 3 anni appena. Sono vicine, quasi abbracciate. Di loro si erano perse le tracce da venerdì sera quando il padre della bimba, Mirko De Osti, raggiunta la casa della donna in via Panoramica Miane, non ha trovato nessuno, solo gli effetti personali di Susanna e anche il suo cellulare. Da lì la preoccupazione che diventa progressivamente allarme, poi angoscia con il ritrovamento di una lettera d'addio lunga 5 pagine. La denuncia viene formalizzata al commissariato di Conegliano. Scatta un sabato di mobilitazione, uomini e mezzi si mettono alla ricerca di madre e figlia. La prefettura dirama una foto della 45enne e la targa della sua Tiguan bianca che viene trovata inserata in via Marinai d'Italia a Covolo di Pederobba, a poche decine di metri in linea d'aria dal ponte di Vidor. Dicono che quando è arrivata l'ambulanza i sanitari si siano trovati di fronte ad una scena straziante. Entrambi i giovani perdevano molto sangue, distesi su questo marciapiede in mezzo a Corso del Popolo tra i licei Guggenheim e Franchetti. Erano da poco passate le 23. Pochi istanti prima Giacomo Gobbato e un amico, 50 anni in due, erano coraggiosamente intervenuti per soccorrere una ragazza che veniva rapinata. L'aggressore li ha colpiti entrambi con un coltello. Giacomo, 26 anni, è stato raggiunto all'addome. È morto all'ospedale dell'Angelo un paio d'ore dopo. L'amico, ferito ad una gamba, è stato invece dimesso la mattina seguente. Il responsabile sarebbe un quarantenne di origine moldava, fermato poco dopo aver colpito al viso un'altra donna alla quale voleva portare via la borsa in via Leardi. Alle 11 di sera abbiamo sentito delle urla, ma non abbiamo dato... Io abito di fronte al PAM, però abbiamo pensato ai soliti imbriachi, insomma, perché purtroppo capita spesso e volentieri. Una volta è capitato dei trans che facevano a botte con, non so, con magrebini, è intervenuto l'esercito, la polizia alle 3 di notte. Vedendo la telecamera durante questa intervista, una tassista accosta l'auto. È vergognoso che noi lavoriamo in queste condizioni. Io ieri sera ero fuori. La tensione a Mestre è sempre più forte. No, è vergognoso che non lavoriamo in sicurezza. Del popolo italiano, il Tribunale di Vicenza, visti gli articoli 533 e 535 del Codice di procedura penale, dichiara Rieke Wolfgang responsabile del reato scrittoli e riconosciutegli le circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 bis e 62 numero 6 del Codice penale, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. La sentenza dice colpevole. In tribunale a Vicenza il camionista Wolfgang Rieke è condannato a 4 anni di reclusione. Una storia che inizia il 30 novembre del 2022 quando il campione veneto di ciclismo Davide Rebellin viene travolto e ucciso dal tir tedesco a Montebello Vicentino. Wolfgang Rieke, 63 anni, subito dopo l'incidente si ferma ma poi riparte per la Germania. Per questo l'accusa di omicidio stradale è aggravata dalla fuga, un reato per cui il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 5 anni di reclusione. È stata la mamma, dopo aver partorito, a chiamare i soccorsi. Quando i medici sono arrivati, però, il minuscolo corpicino era già privo di vita. Una bambina nata a termine della gravidanza, partorita in una piccola stanza sopra il nightclub serale di Piove di Sacco, è stata trovata morta nella notte dai sanitari che hanno dato l'allarme ai carabinieri. Nessuna ipotesi esclusa, anche se il sospetto è che possa trattarsi di infanticidio. Sono in corso gli accertamenti per capire se il neonato è nato già morto o è morto in un secondo momento. La signora si trova attualmente ricoverata in ospedale e stiamo ovviamente procedendo ai rilievi e agli accertamenti anche con il medico legale. Corte d'Assise di Venezia, visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, esclude le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dell'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui l'articolo 612 bis del Codice Penale.
unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. È questo il verdetto pronunciato dal presidente della Corte d'Assise di Venezia, Stefano Manduzio, dopo una riunione in Camera di Consiglio durata oltre 6 ore nei confronti del 22enne di Torreglia per il femminicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Ergastolo dunque per Filippo Turetta, con l'esclusione delle aggravanti di crudeltà e atti persecutori, riconosciuta la premeditazione. Per il difensore di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, è importante il fatto che non siano state riconosciute le attenuanti generiche come chiesto dalla difesa dell'imputato durante la sua arringa. Delle 4 è giunta alla sala operativa la segnalazione di un passante che appunto indicava una persona con una grossa accetta in mano in uno stato così di agitazione. Mancano pochi minuti alle 4, siamo nel cuore della notte quando un passante chiama il 113. In via Trieste un uomo sta brandendo un'ascia, l'intervento è immediato. 4 volanti arrivano sul posto e dopo pochi istanti si chiedono i rinforzi di carabinieri e polizia locale. Per quasi un'ora i poliziotti provano a calmare lo straniero, vano l'uso dello spray, il peperoncino e anche del taser. La situazione precipita. Quasi dopo oltre un'ora di situazione, di mediazione, poco dopo le 5, l'uomo ha fatto uno scatto prima verso un agente, era a distanza di 5 metri, che si è riparato dietro l'auto di servizio. Gli altri agenti, i colleghi, sono intervenuti cercando di richiamare l'attenzione, quindi a quel punto, sempre impugnando l'ascia, si è diretto verso un altro poliziotto che era ad una distanza di circa 10 metri, benché gli avesse intimato più volte l'alt, il collega è stato costretto a dover utilizzare l'arma d'ordinanza.